Addio a Iroso, matricola 212, ultimo mulo alpino. Era stato la stella della Dunata Nazionale di Treviso nel 2017 e lo scorso 13 gennaio le Penne Nere di Vittorio Veneto gli avevano dedicato una grande festa per i suoi 40 anni, età straordinaria. 40 anni non sono pochi perché, come ormai tutti sanno quasi, ha l'equivalente di 120 anni umani, per cui è un limite, come dire, cioè un traguardo raggiungibile da pochi. Iroso, le cui forze nelle ultime settimane erano iniziate a mancare, si è spento nella notte nella sua stalla di Cappella Maggiore, dove era accudito con tutti i riguardi dagli addetti del reparto Salmerie e dal proprietario Antonio De Luca, che acquistò lui e altri 11 compagni negli anni 90, salvando loro la vita e con essa ciò che rappresentavano, dei compagni fedeli, ancor più dei fratelli. Devo ringraziare Tony De Luca e tutti gli alpini per il grande salvataggio identitario che abbiamo fatto, anche il grande segno di umanità, perché spesso si parla di animalismo. Tony De Luca li ha salvati assieme agli alpini, li ha salvati dal macello questi muli. Così il presidente Zaia, che alla festa per i 40 anni di Iroso volle esserci e che oggi commenta commosso la perdita del grande vecchio. Come tutti i veri alpini, anche il generale Iroso non è morto, è semplicemente andato avanti per restare comunque sempre nei nostri cuori. Tante volte ci siamo incontrati con Iroso, ricorda il governatore, e ogni volta era come ritrovare un vecchio amico, non solo un animale da accarezzare e rispettare. Oggi Vittorio Veneto vive due lutti. Nel giorno dell'ultimo saluto allo storico segretario Giacomino Tomasella, spentosi a 85 anni, la morte di Iroso, che sembra aver atteso per andarsene che tutto fosse compiuto. Le adunate, le celebrazioni del centenario, il 25 aprile, quando i riflettori sulla sua Vittorio Veneto si sono alla fine spenti. Di sicuro Iroso non verrà dimenticato, conclude il presidente dell'ANA vittoriese in Trovigne, anzi lo ricorderemo nel miglior modo possibile. Di certo conserveremo lo zoccolo con il numero di matricola 212 in una teca. Un suo ricordo sarà anche al monumento delle Penne Nere di Piazza Sant'Andrea.